Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di giovedì. Siamo nella settimana del voto delle elezioni regionali in Veneto e quindi questa sera commentiamo i risultati del voto, dell'affluenza e poi vedremo cosa salta fuori con i nostri ospiti. Oggi abbiamo Luca Vallenari, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani. Benvenuto. Buonasera. E poi abbiamo Michele Veronesi, invece vicepresidente del gruppo civico Traguardi. Buonasera, grazie dell'invito. Nonché era candidato con le civiche venete appunto a queste elezioni, quindi anche uno sguardo da dentro, ma insomma entrambi eravate abbastanza dentro a queste elezioni. Partiamo con un dato che invece fa poco sorridere e vediamo da questo articolo sul sito dailyverona.it. Bassa affluenza alle regionali in Veneto, nel veronese svetta Velo Veronese è stato il comune più virtuoso da questo punto di vista, meno della metà degli aventi diritto è andata a votare, 44,64% definitivo, 5 anni fa era stata del 61, certo era un'elezione particolare, c'era un referendum collegato, cioè nelle stesse giornate, insomma, però anche rispetto al 2015 c'è un calo, era del 57%, nel 2010, negli anni 90, insomma non ne parliamo, si arrivava al 90% nel 1990, quindi numeri che veramente fanno riflettere. Allora cominciamo questa riflessione. Quali sono le motivazioni, secondo lei, Vallenari, e cosa si può fare in questo senso? Ma allora, le motivazioni è sempre difficile trovarle perché, come ha detto, è qualche anno che la percentuale di affluenza sta calando. Soluzioni pratiche credo che nessuno di noi le abbia. Penso che anche con alcuni risultati che abbiamo visto sia in sé per sé l'elezione che fa tanto dell'affluenza. Penso, se non ricordo male, alle elezioni politiche del 2022 Verona era andata sopra il 70%, elezione sentita. Questa dove la coalizione di centrodestra era data in largo vantaggio, ma penso anche alle regioni del sud dove non ha vinto il centrodestra ma ha prevalso il centrosinistra, e quindi in Puglia e in Campania i risultati sono stati sono stati quelli che abbiamo visto, insomma l'affluenza sotto il 50%. È un problema grave perché vuol dire da una parte che gli elettori che vanno a votare rappresentano il doppio del loro peso, perché naturalmente se ci va uno su due hanno il doppio del peso, e anche, io parlo del nostro partito, naturalmente movimenti partiti moderati hanno un elettorato un po' più pigro e quindi sicuramente questo ne risente. Credo che una grande differenza poi, e l'abbiamo visto anche con i voti di preferenza, la faccia la capacità del candidato, in un voto come quello delle regionali dove un'importanza sostanziale lo hanno i candidati, soprattutto penso a un movimento come il nostro ma anche a una lista civica, sia determinante per riuscire ad aggregare. Abbiamo visto dei giovani, penso al sindaco di Soave Presi, ma nel nostro caso a Jacopo Maltauro, che sono riusciti a portare a casa qualche migliaio di preferenze, smuovendo anche elettorati giovani, e quindi sta nella capacità dei candidati cercare di attrarre al voto. Grandi soluzioni, si parla del voto telematico o di altre grandi rivoluzioni, credo che sia da dibatterne. Ecco, non mi piacerebbe che non si fermasse a questa settimana il dibattito sull'affluenza, ma che, carico anche ai movimenti giovanili, cercare di portare delle soluzioni pratiche per avvicinare anche e soprattutto i giovani a tornare a votare. Veronesi, Vallenari citava le preferenze, c'è un dato interessante su questo per le civiche venete, giusto? Assolutamente sì, e noi siamo molto orgogliosi di questo dato perché nonostante il progetto sia nato poco tempo fa, pochi mesi fa, le civiche venete in assoluto il primo gruppo tra quelli votati e candidati alle elezioni regionali
ad aver ottenuto un numero maggiore di voti di preferenza rispetto a quelli di voti semplicemente dati alla lista. E questo per noi è un dato significativo, perché dimostra come tutte le persone che noi abbiamo portato a votare per noi, le abbiamo portate a votare conoscendoci, facendoci conoscere, facendoci riconoscere sul territorio e portando un chiaro segnale rispetto a quello che la politica deve fare. La politica deve parlare di temi concreti. Con la nostra lista durante le elezioni ci siamo avvicinati a temi come i trasporti, la casa e il sistema di welfare. Questi temi ci sono stati riconosciuti come centrali. I voti che sono stati dati anche alla lista, alla capolista nostra che ha superato le 3.600 preferenze, dimostrano che le persone hanno riconosciuto un valore del lavoro che è stato fatto, e che non è solamente un lavoro che è stato fatto sotto elezioni, ma un lavoro che è stato portato avanti a livello amministrativo nella città di Verona quotidianamente. E questo è un punto di partenza molto importante, perché ovviamente riconosciamo il dato come coalizione e come lista, e comunque è un dato che ci soddisfa, perché riusciamo a fare abbiamo preso un seggio come consigliere regionale, che sarà il seggio di Treviso, e questo dimostra che è un punto di partenza avere questo tipo di preferenze, quindi un voto che guarda le persone che sono dietro alla proposta, guarda la concretezza. E ovviamente però mi aggrego sulla riflessione del voto. Non possiamo noi esimerci, perché se il dato dell'affluenza è basso, anche noi dobbiamo fare delle riflessioni, che chiaramente sicuramente il tema deve essere legato a non avvicinarsi alle elezioni e iniziare a chiedere una preferenza o un voto, ma bisogna portare questo tema dell'affluenza da ora in poi, e non farlo cadere nel dimenticatoio fino al prossimo risultato elettorale. Allora, vediamo le preferenze in provincia di Verona. Ci sono 3 fuori classe ai primi 3 posti: Luca Zaia, Elisa De Berti, presidente e vicepresidente uscente, e Flavio Tosi, già sindaco di Verona, già assessore, insomma conosciamo il peso politico di tutti e 3. Il quarto è Matteo Pressi, sindaco di Soave, che citava proprio Vallenari. E allora, proprio di Pressi abbiamo un clip video che ieri qua nei nostri studi a caldo ha commentato un po' la sua strategia. Durante la campagna elettorale capisci se l'aria è buona, perché magari se vai ad un incontro, se vai nei mercati, vedi se la gente ti incontra ed è felice di incontrarti, oppure se magari anche il mercato. Io ho fatto la campagna elettorale come una volta andando nei mercati, no? Allora uno magari prende il volantino anche per un senso di cortesia, poi lo mette nella borsa dove ha comprato la verdura. E invece se qualcuno si ferma e dice: ah, ma ti conosco, ti ho visto, devo parlare di te. Cioè, se c'è un approccio diverso e vedi che sei ben voluto. Quindi sì, durante la campagna elettorale io mi sono accorto di questo. Che poi il risultato finale fosse questo, sono sincero, non me l'aspettavo. E Pressi, insomma, andrà in consiglio regionale. Voci dicono forse anche qualcos'altro, poi vedremo. Qui abbiamo 2 esperienze diverse dal punto di vista politico, di struttura politica. Un partito nazionale, insomma, che ha oramai la sua storia, radicato nel territorio, con una sezione giovanile, appunto, che in Veneto è guidata proprio da Vallenari, e poi un'esperienza civica, il civismo di Traguardi, l'esperienza a Verona, e le civiche venete, che ha unito varie esperienze regionali. Allora, io vi chiedo, dal vostro punto di vista diverso, come si costruisce una campagna elettorale per la regione? Come si fa a portare, appunto, poi arrivare alle preferenze e alla X sul simbolo? Allora, domanda non è facile. Credo che soprattutto in un'elezione come quella regionale, dove le preferenze le fanno da padrone, la capacità di ogni candidato per quello che ho visto in questa campagna elettorale, di dare un senso di entusiasmo e non solo di nuove proposte, perché abbiamo visto che tante preferenze sono riuscite a prenderli anche persone con grande esperienza. Non parliamo di Valdegamberi, insomma, che ormai è uno storico del Consiglio regionale, ma appunto è l'entusiasmo dei singoli candidati che riescono a mettere in campo con anche un po' di sana competizione, forse. Assolutamente sì, infatti penso al caso di Vicenza, dove nel 2020 alle ultime regionali noi
facevamo 6.000 voti, questa volta siamo riusciti a portare a casa 19.000 voti, quindi a triplicare il risultato, e la grande capacità del senatore Zanettin, che è il coordinatore della provincia, di riuscire a mettere in campo una lista sperando di sbloccare il seggio e quindi mettere in competizione tra di loro i vari candidati, ha portato a un risultato sicuramente positivo, ma vale anche per la stessa provincia di Verona, vale per la provincia di Padova nel nostro caso. Che differenza c'è, tornando alla domanda, da avere un partito strutturato e consolidato a invece un movimento più libero? In linea generale, smarcandoci un po' dalle competizioni, credo che ci sia un aspetto negativo e un aspetto positivo, principali. L'aspetto negativo è sicuramente quello di, negativo tra virgolette, di avere comunque una dipendenza da un simbolo e da esponenti nazionali. Insomma, noi con i pro e i contro, naturalmente noi abbiamo nel nostro simbolo ancora il nome del presidente Berlusconi e sappiamo negli anni quanto questo è stato divisivo, mentre invece penso al caso tipico di un piccolo comune che va a votare, magari il candidato sindaco, i candidati consiglieri sono appartenenti anche a un partito, ma preferiscono, per smarcarsi da eventuali pesi, di mettersi questa casacca e di portare temi concreti di cui parla il territorio e liberarsi da tematiche più importanti, patrimoniale sì, patrimoniale no, la questione medio orientale e tutte le altre dinamiche che un grande partito nazionale invece ti mette nello zaino. Dall'altra parte però io è per quello che milito da quando ho 14 anni in un partito, ho apprezzato anche e soprattutto come amministratore il fatto che riesce ad avere una filiera dal piccolo ente comunale fino all'Europarlamento, hai una struttura di governo che ti permette di dare risposte più concrete al cittadino. Penso alla questione, io vengo dalla montagna veronese, alla questione del lupo. È chiaro che se non hai un rappresentante in Europarlamento come da noi non l'abbiamo avuto per anni, è difficile portare avanti una tematica e proporre delle soluzioni al territorio, perché la competenza sta là. E queste elezioni regionali, naturalmente noi speravamo in altri anche risultati, non dobbiamo nascondercelo, anche se a Verona abbiamo passato il 10% e siamo in un trend di crescita anche grazie, l'avete fatto vedere voi, al grande risultato che ha fatto Flavio Tosi. Ricostruiamo una filiera, abbiamo tanti sindaci, tanti assessori, tanti consiglieri, abbiamo un bel gruppo di 4 consiglieri provinciali in provincia di Verona, abbiamo adesso 3 consiglieri, perché anche qui naturalmente il nostro partito era in maggioranza nella precedente legislatura, però sappiamo piede fuori. Sappiamo bene come, adesso non voglio stare a fare polemica, lo dico io. Quindi con tutte le varie sfaccettature del caso, credo che io ho avuto modo di incontrare il presidente Stefani in questa campagna elettorale, credo che mi è piaciuto molto per i toni che ha utilizzato. Io sono un moderato e mi è piaciuto molto lo stile della campagna elettorale che ha avuto, ma anche insomma delle rassicurazioni nella capacità poi di gestire tutto quanto. Per arrivare, insomma, abbiamo avuto sul nostro territorio, tolti i capigruppi Barelli e Gasparri, ma anche ministri dell'importanza di Antonio Tajani, di Pichetto Frattin. La parola chiave insomma è la filiera. Assolutamente, credo che questa sia la differenza sostanziale. Ecco. Veronesi, invece dall'altro lato c'è l'esperienza dei movimenti civici. A Verona c'è un altro esempio nel campo del centrodestra che è Verona Domani, che invece ha fatto scelte negli ultimi anni sempre molto diverse, cioè di legarsi a un partito e una scelta anche vincente, perché Anna Leso, che è appunto esponente di Verona Domani, è stata eletta nella lista di Fratelli d'Italia. Traguardi con le civiche venete invece è riuscita a mettere insieme tutto un mondo di varie città appunto nel Veneto. Non è facile però anche questo. No, è stato un processo però che noi abbiamo cercato di portare avanti con grande coerenza, e questo è quello di cui possiamo andare fieri, perché le persone che ci hanno riconosciuto il loro voto e la loro preferenza hanno riconosciuto una coerenza anche nel processo di portare avanti un metodo che è quello partecipativo, e soprattutto un'idea che è quella del civismo che parte dal basso.
e noi non abbiamo, diciamo, abbiamo intrapreso anche una scelta forse difficile, perché andare ad unirsi, a cercare di riunire movimenti civici simili a noi, che ci somigliano anche su tutto il territorio regionale e provinciale, perché siamo partiti innanzitutto dalla provincia di Verona, perché i candidati e le candidate della nostra lista sono anche persone che rappresentano e già amministrano nei loro territori di riferimento, quindi da Fumane, Cavaillon, Herbè, cioè sono tutte persone che sono state, che noi abbiamo avvicinato, ma che si sono anche avvicinate a noi perché hanno riconosciuto nel movimento Traguardi, che poi appunto ha dato il suo contributo alla lista delle civiche venete, un metodo. E questo è quello che abbiamo riconosciuto anche nelle altre liste civiche del Veneto, che ci hanno portato ad avere, come dire, una certa coerenza che oggi noi vogliamo portare avanti. Quello che ci siamo detti con questo progetto, che sono le civiche venete, è che questo è solo il punto di partenza. Essere riusciti ad avere un seggio in regione è un ottimo risultato, perché ci permette di iniziare un percorso che ci porterà ad avere un forte legame con tutte le candidate e i candidati delle civiche venete anche a livello regionale, e questo è il primo punto di partenza, perché si parlava prima dell'affluenza. Noi crediamo fermamente che anche il risultato che la coalizione di centrosinistra, che ha aumentato, ha portato la sua percentuale a raddoppiare rispetto alle ultime volte, chiaro, è una consolazione che non ci porta ad essere totalmente soddisfatti, perché ovviamente il risultato è chiaro, ma ci deve portare a ragionare su quelli che devono essere i prossimi 5 anni di impegno, e noi con Traguardi, con le civiche venete, abbiamo scelto una via difficile, sì, ma una scelta di coerenza che ci porterà sicuramente ad avere grandi soddisfazioni anche a livello amministrativo. Resto un attimo, così cambiamo anche l'ordine, sì, delle risposte. Resto da Veronesi. Vediamo questa tabella, questo grafico sempre dal sito dei Verona, con le percentuali delle varie liste divise per regione, provincia e Verona città. Qui vediamo che l'impatto della Lega, e qui la domanda un po' retorica che vi faccio è: davvero hanno vinto tutti? Perché, come al solito, dopo un'elezione sembra che abbiano vinto tutti. Quindi la Lega contenta perché pensava di fare peggio o simile a Fratelli d'Italia, invece va molto meglio in regione. Il centrosinistra ha fatto molto meglio di 5 anni fa. Forza Italia è cresciuta rispetto anche qui alle ultime tornate. Fratelli d'Italia in ogni caso avrà 5 assessori, insomma hanno vinto tutti. Però appunto qualche dato questa tabella ce lo dice, ci dice che Forza Italia in città con Flavio Tosi, sicuramente in città e in provincia con Flavio Tosi, ha qualche punticino in più. Il Partito Democratico, come in tutte le grandi città, va meglio che a livello generale. E in città Verona la Lega perde un po', e tra l'altro delle 20.000 voti di lista bisogna contare che ci sono 7.000 e oltre preferenze a Luca Zaia, quindi quanto quei voti a Zaia sono voti a Zaia e quanto sono alla Lega. Questo quadro generale, appunto, per girare la domanda a voi, insomma, hanno vinto tutti? Sì. Chi ha vinto di più secondo lei, Veronesi? Allora, sicuramente i dati sono chiari, nel senso non ci piace riconoscere, è chiaro, il risultato, dopo ogni risultato elettorale ognuno cerca di guardare ai propri risultati e a trovare lati positivi. Noi guardiamo al risultato della coalizione, è un risultato che ci porta sicuramente ad aver migliorato il risultato delle ultime elezioni. I dati sulla città di Verona ci dimostrano comunque che a livello regionale c'è stato un segnale rispetto a quelle che sono le intenzioni di voto. Noi crediamo sulla spinta forte ancora del governo Zaia sul territorio di Verona, sul territorio di Verona, ma sul territorio assolutamente anche a livello regionale. E per quello che posso dire io, noi come abbiamo impostato la nostra campagna, non era una campagna contro i risultati, ma era una campagna per andare a vedere quelli che erano i punti cruciali, i punti dove si poteva migliorare in Regione Veneto, perché
nascondersi dietro lo slogan Veneto Regione Modello per noi non era più sufficiente, e per questo siamo scesi in campo, ci siamo messi, come dire, in prima linea per poter portare un segnale chiaro che per come oggi è amministrata la Regione Veneto ci sono dei punti fondamentali che devono essere modificati. Chiaro, noi prendiamo atto delle indicazioni di voto che sono state date, ma riconosciamo un vento di cambiamento sicuramente per quelli che sono state anche le preferenze prese dalla nostra lista su cui vogliamo lavorare. Valenari, anche e soprattutto nel centrodestra, che ora avrà l'incarico, l'incombenza di continuare a portare avanti il governo regionale, chi ha vinto di più, chi si è rafforzato di più? Ma allora credo che se dobbiamo fare un nome e un cognome di un vincitore di questa campagna elettorale non si può che non nominare l'ex presidente Luca Zaia, e lo dico anche perché facendo la campagna elettorale io un po' in tutta la regione, detto sinceramente, non si aveva la percezione di quanto Luca Zaia riuscisse ad incidere ancora nel territorio. Cioè, fino a quest'estate era chiaro che il presidente, nel caso della rielezione, della possibilità di ricandidarsi o di fare una lista propria, o tutto quello che abbiamo letto in questi mesi, era una personalità determinante. Arrivato settembre con la candidatura di Stefani e con l'esclusione di Luca Zaia della lista Zaia, con la provocazione che fece anche dal palco, se devo diventare un problema, insomma lo sarò come candidato, tolto, permettetemi la battuta, qualche video simpatico con il leoncino, ecco, io francamente non avevo la percezione, io come credo tanti altri non avevo la percezione che questo signore riuscisse a portare a casa 200.000 voti di preferenza. Questo naturalmente ha tutta una serie di complicazioni, di cose collaterali, penso alla binata uomo-donna che ha fatto anche nella nostra provincia. Ha combattuto anche contro suoi diretti competitors, per la famosa battuta non votate Zaia perché tanto lui i voti ce li ha lo stesso, quindi anche in casa propria hanno avuto delle difficoltà. Lasciando perdere loro, Forza Italia ha comunque maturato una crescita, perché è vero che il risultato è stato più basso delle europee, e questo era un dato, ma rispetto alle elezioni regionali del 2020 Forza Italia aumenta del 43,8% la propria solidità e il proprio consenso, quindi siamo in un momento di crescita e di consolidamento, stiamo aggregando nuove figure e sarà nella capacità di chi ci guida a livello regionale, a livello provinciale, trovare le dinamiche più idonee per continuare a consolidare questa crescita. Noi veniamo da un partito che ci davano tutti per morti, proprio alle soglie del 2020, insomma noi giravamo intorno al 2-3%, soprattutto in Veneto eravamo in un momento di grande difficoltà, merito non di certo mio, ma di chi ha tenuto la bandiera alta in questi anni. Siamo riusciti poi con la lungimiranza di Tajani, e io parlo anche del movimento giovanile di Simone Leoni, che è il nostro segretario nazionale, a ristrutturare un partito che oggi è ancora attrattivo. Quindi Forza Italia ha fatto il suo, il vincitore chiaramente di queste elezioni è senza ombra di dubbio Luca Zaia, e quindi merito al grande lavoro che evidentemente ha fatto chi dice dal punto di vista comunicativo, chi dice dal punto di vista dei risultati in base alle fazioni che si sentono, però insomma i risultati sono questi, e in politica se c'è una cosa che conta sono i voti che si raccolgono. E allora vediamoli, siamo in chiusura, ma prima rivediamo i dati per lista a Verona: 20.000 e oltre voti alla Lega, 18.008 al Partito Democratico, e poi Fratelli d'Italia, Forza Italia. Questi sono i numeri assoluti, quelli in percentuale li abbiamo visti prima, e poi abbiamo le preferenze, e anche qua c'è un po' una sorpresa in realtà, perché insomma scrivere il nome appunto sulla scheda non è banale, e il secondo e il terzo sono del Partito Democratico, Trevisi e La Paglia. Queste sono indicazioni che cominciano ad essere interessanti in vista del prossimo appuntamento elettorale per Verona, quello dell'estate, primavera-estate 2027, cioè le elezioni comunali. Allora, tornando a Veronesi, la domanda secca è questa: Tommasi,
come fa a replicare un risultato straordinario di 3 anni e mezzo fa? Il risultato, perché che guardavamo appunto anche i dati ci dimostrano anche per altri candidati della nostra coalizione un risultato di preferenza, quindi anche di riconoscibilità importante, quindi vuol dire che comunque i dati sulla coalizione di centrosinistra sono positivi, sono incoraggianti e come si fa a replicare il risultato? Mantenendo una coalizione solida come quella che oggi sta governando la città di Verona. E noi come Movimento Civico Traguardi siamo impegnati su vari fronti. La nostra capolista Verzea ha dimostrato con il suo numero di preferenze che 2100 in città. 2100 in città, più di 3600 sulla provincia in generale, ha dimostrato che non solo siamo riusciti ad avere un ottimo risultato sulla città di Verona, ma siamo anche arrivati fuori dal comune di Verona, e questo ci dimostra la capacità di essere capillari, e questo dobbiamo mantenerlo nei prossimi mesi, che ci accompagneranno al voto, che sarà sembra come dire distante, ma non lo è, perché le campagne elettorali ci insegnano che sono molto, molto rapide, anche se vissute da dentro magari sono un po' più intense. Però la forza della coalizione sarà la chiave per poter mantenere il risultato che abbiamo ottenuto nel 2022. Valenari, la coalizione nel centrodestra invece è quello che è mancato nel 2022 e anche prima. Qualche dato, il grande risultato appunto di Verona Domani con Anna Leso, che è addirittura la quinta, tornando alle preferenze, appunto, quindi espressione di Verona Domani, vuol dire che ovviamente Verona Domani si è tutta concentrata lì, però un dato interessante nella coalizione, quindi anche questo elemento non dei 3 partiti principali. E poi insomma il Diego Ruzza, che è sostenuto da Daniele Polato, ex assessore, ora europarlamentare di Fratelli d'Italia, l'ottimo risultato che ha avuto sarà in regione, anche lui si dice, ma vedremo se solo consigliere o altro. Insomma, tanti elementi da tenere insieme per costruire la coalizione. Tutti dal giorno dopo della vittoria di Tommasi hanno detto mai più divisi davvero? Allora, la speranza sicuramente è quella, e stiamo lavorando step by step per cercare di arrivare a questo risultato. Mi permetto, prima delle elezioni, insomma, un tema sentito prima delle elezioni di Verona, un altro appuntamento fondamentale che avremo sarà il referendum della giustizia, tema noi giovani, insomma, tutto il partito di Forza Italia a cui tiene molto, perché è una battaglia, ho citato prima il senatore Zanettin, è lui che ha contribuito in maniera sostanziale a questa riforma, e quindi per me è il passo più importante sarà marzo, credo, di 2026. Quindi prima pensiamo a quella lì, e poi sarà, ma credo che insomma l'altra volta è stata una questione credo più personale che non altro, sarà nella capacità dei coordinatori guidati dai leader nazionali di trovare la miglior composizione per presentare una proposta unita. Poi sentivo anche nelle serate precedenti che segretari da Borchia a Melotti a Maschio insomma commentavano anche loro i risultati, e sono assolutamente d'accordo con quello che dicevano, cioè che non è sufficiente presentarsi uniti per vincere. È importante soprattutto formulare una proposta di visione della città che riesca a dare una risposta anche sui temi concreti, perché altrimenti torniamo sempre allo stesso discorso. Questo è il nostro grande lavoro, quindi riuscire a trovare una composizione delle personalità che sono le più disparate, Verona Domani, Forza Italia, insomma, tutti hanno le loro varie componenti, ma anche all'interno della Lega stessa, diciamo che non le vorrei chiamare correnti, ma insomma i gruppi sono divisi, giustamente, ognuno ha la sua visione, quindi fanno parte dello stesso partito. Capacità dei vari segretari sarà quella di trovare una sintesi, e trovata la sintesi sul candidato e la composizione, capacità dei segretari sarà anche quella di proporre una visione diversa e nuova per la città di Verona, che insomma
non voglio attaccare nessuno, lo dico riprendendo il discorso di prima, anche semplicemente per continuare quella filiera di amministrazioni capaci, insomma. Siamo al governo e tra l'altro la scadenza del 27 cadrà in concomitanza, vediamo se di qualche regione importante, ma sicuramente anche delle politiche, quindi ci sono diverse cose che si mescolano e trovare la miglior sintesi su tutto è fondamentale. Zaia propone come sempre l'election day, vedremo se Io sono assolutamente d'accordo, nel senso che Veronesi è d'accordo anche sull'election day? Sì, l'election day. Forse potrebbe servire appunto per portare qualcuno in più alle urne. Sono discussioni un po' più generali, e poi insomma di sicuro non si decide a Verona questo. Allora grazie di nuovo a Vallenari e Veronesi per essere stati con noi questa sera. Grazie. Buon proseguimento con Radio Adige TV, tutti i canali Verona Network, e ovviamente l'invito a iscriversi al quotidiano digitale Daily che arriva ogni sera via mail, via WhatsApp, sui canali Telegram e WhatsApp, ed è sempre gratuito. Buona serata.